2.511 domande, 1.789 ragazzi, 723 maschi. Oggi la seconda e ultima prova per il 2024 per l'ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e al corso di odontoiatria. 564 i posti disponibili tra Padova e Treviso, 89 quelli assegnati ai ragazzi che già hanno superato il test lo scorso anno mentre erano in quarta superiore. Giovani che spesso riprovano, come questa studentessa che arriva da Conegliano e sogna di specializzarsi in oncologia. È la prima volta che provi il test? No, è la seconda. Sì, l'ho fatto anche l'anno scorso, non sono passata e proviamo questa volta. Quindi l'obiettivo è andare a Treviso, se ci riesci. Esatto, sì, Treviso oppure qui a Padova o anche a Udine, che è abbastanza vicino a casa. Non sono entrata, ho fatto un anno da un'altra parte e adesso sono qua. E qual è il sogno? Entrare a medicina per poi diventare? Pediatra. Io sono da Cassola, vicino a Bassano. Anch'io ho fatto come lei un anno a infermieristica, però comunque mi piacerebbe fare medicina, vorrei fare chirurgo io. Questo studente arriva da Vicenza. Dove vorresti frequentare medicina? Personalmente Bologna. Bologna o Milano, quindi un punteggio abbastanza alto da conseguire, ma non ho paura, andiamo. Qualcuno critica il test, cambiato nella formula nel 2024. Mentre prima era più meritocratico, adesso con la banca dati non è più meritocratico, una persona si impara a memoria le domande, le risposte, quindi uno viene qua e fa il talk a memoria, come penso la maggior parte delle persone qua. Un test che continua ad essere criticato sul numero chiuso di medicina, ancora la politica sta dialogando, da una parte la richiesta incessante di medici, dall'altra un test d'accesso necessario per le università. Si è sempre cercato in questi anni di trovare una formula che possa raccogliere, diciamo così, la maggiore efficacia nell'intercettare studenti che siano poi performanti nel percorso di studi. Quello che posso dire è che questa formula attuale comunque recluta all'interno del corso di studi di medicina studenti di qualità, perché noi ogni anno laureiamo circa il 50% degli studenti di medicina alla prima sessione utile per la loro formazione, quindi vuol dire per il loro conseguimento del titolo, quindi vuol dire che chi entra poi performa in modo eccellente nel percorso di studi.